was born with the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road. Abbiamo questa sera il sindaco di Adria, Massimo Barbuiani, che è stato il padre, il promotore. Da quanti anni lei si è occupato di Adria d'estate? La 18ª edizione, da 16 anni ho aiutato tutti gli amici di Adria Shopping ad allestire questa manifestazione che è diventata il punto di riferimento per tutto il Polesine. Un grande successo per tutti i venerdì. Sì, indubbiamente cerchiamo di coniugare l'attività commerciale con l'attività ludica, chiamiamola pure ludica, sportiva, ricreativa, culturale, e questo è stato un successo veramente che è stato copiato da tantissimi paesi che ci sono vicini ma non sono riusciti ad avere il successo di Adria. Ma è un anno che il presidente della Croce Verde, che dobbiamo questa intuizione nel centenario, aveva pensato di farci una sorpresa. Questa sera questa sorpresa diventa realtà, è qui davanti sul bacino centrale del Canal Bianco, perciò grazie Croce Verde per aver mantenuto le promesse e aver riportato dopo 27 anni questa galleggiante che è stato un po' il simbolo della attività estiva dell'Adria degli anni *80. Dietro la galleggiante il teatro comunale, un'altra grande fonte per il nostro turismo. Quando andremo a vedere dei belli spettacoli? Il teatro, adesso stiamo chiedendo ulteriori finanziamenti sia in regione che alla Fondazione Cassa di Risparmio e cercheremo di riaprirlo quanto prima, spero entro il 2012 che sia riaperto. Quindi secondo lei Adria dovrà puntare sul turismo? Adria deve abbracciare e deve avere qualsiasi porta aperta, perché dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo che la valorizzi e che la promuovi. Chi ci può aiutare, sindaco? Tanta fantasia, buona volontà, ma soprattutto gli adriesi stessi che devono credere anche in queste manifestazioni. Come vedi, Antonella, questa città? Allora, secondo me questa città dovrebbe essere migliorata e resa a disposizione di noi ragazzi, in modo che noi riusciamo a incontrarci e renderla anche più sicura appunto per noi. Io spero di vederla con più attrezzature adatte a noi e quindi molto più ricca di più ragazzi. Com'è stato l'esordio di queste manifestazioni? Bene, siamo partiti bagnati col primo venerdì, ma siamo stati fortunati perché già il secondo abbiamo fatto il pienone. Questa sera grande evento, l'inaugurazione della galleggiante, che ci caratterizzerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché penso che siamo gli unici ad avere un palco così grande galleggiante. Questa sera avremo anche un concerto di musica jazz con una grossa orchestra di 20 elementi e la gente partecipa, riempie le vie del centro e siamo molto contenti di questo bel risultato. In questo momento abbiamo anche il potere di una ricezione anche di persone, quindi 2 hotel abbastanza importanti che contengono comunque un buon numero di visitatori. Questo è un punto di favore per la città. Certo, è un passo importante per rendere Adria una città turistica. Va a completare l'offerta anche con la bella stagione e avremo questa bella occasione di far musica, spettacoli in una location unica. Fino al 26 agosto avremo tutti i venerdì sera grandi eventi, più di 10.000 persone presenti nelle città, nelle vie del centro, perciò vi aspettiamo numerosi. La galleggiante torna ad Adria dopo ben 27 anni, era il lontano 1984 quando è stata rimossa, e grazie proprio al centenario della Croce Verde di Adria. Facciamo un bel applauso alla Croce Verde perché compie 100 anni e questa sera dopo 27 anni ci fa questo splendido regalo, questa piattaforma che da 27 anni praticamente ritorna in questo bacino del Canal Bianco, per fare in modo che Adria ritorni ad essere il punto di riferimento di tutto il Parco del Delta. Grazie ancora e buon divertimento e grazie a tutti quelli che hanno collaborato per questa manifestazione. Tutti i giorni. Ufficialmente la galleggiante all'interno del Canal Bianco dopo 27 anni, grazie alla Croce Verde, torna ad Adria. 3, 2, 1, andiamo! Ciao a tutti, grazie e buonasera.
Come vi è venuta l'idea di ripristinare questo mito della galleggiante? Noi festeggiamo quest'anno il centenario e quindi abbiamo ritenuto importante riuscire a festeggiare con qualcosa che andasse oltre la solita serata e di poter regalare qualcosa alla città, qualcosa che rimanga anche dopo l'evento stesso. Quindi l'avete acquistata questa struttura? Sì, diciamo che rispetto alle galleggianti che tutti quanti siamo abituati a ricordare, le normative sono cambiate, quindi anche il noleggio costava tantissimo e quindi abbiamo deciso di fare un'operazione, di acquistarla e eventualmente dopo, se non dovesse più essere usata, c'è la possibilità di rivenderla. Cosa farete di bello su questa galleggiante? Innanzitutto l'abbiamo prestata per questi venerdì d'estate in cui verrà utilizzata dalle varie associazioni che vorranno fare degli spettacoli. E poi probabilmente durante il settembre adriese noi vorremmo riportare la lirica sul bacino del Canal Bianco. Ci auguriamo che il bacino del Canal Bianco possa diventare un teatro all'aperto anche nei prossimi anni dove tanta gente possa venire a visitare Adria. Attualmente Croce Verde ha circa 250 volontari, oltre a 300 soci che prestano attività tutti i giorni e sono l'asse portante dell'associazione. Speriamo di crescere ancora e ampliare ancora i nostri orizzonti che oggi ci vedono impegnati non solo nella provincia di Rovigo ma anche a Chioggia nel Cavarzarano. Contenta di rivedere la galleggiante sul Canal Bianco? Certamente, bellissimo, dopo tanti anni è giusto che sia. Bellissimo, era ora che fece. Mi ricordo che anni fa c'era e adesso sono curiosa di vedere cosa succederà. Comunque sarà bellissimo perché anni fa era bellissima, spero ritorni come era, insomma, spero di sì. Voi siete spesso qui ad Adria il venerdì? Diciamo sì, spesso abbastanza sì. Anche venerdì scorso eravamo qua e abbiamo visto così un pochino gli spettacoli che stanno facendo. Sì, sono abbastanza carini e sono anche, come si dice, che ti rilassano e puoi passare una bella serata, insomma. Cosa ne pensa del ritorno della galleggiante ad Adria? È una buona idea, indubbiamente è una buona idea. Poi c'è movimento, tutto quello che crea movimento, novità, io sono d'accordo. Anche perché si dice sempre, non so se lei ha fatto caso, no? Si dice questo paese sta morendo, l'altro. Qui invece sta vivendo secondo me ed è una bella cosa, molto bella. Mattia Mincussi, pugliese di nascita però adriese d'adozione ormai, innamorato di questa città? Da oltre quasi 30 anni, quest'anno quasi 30 anni, sì, innamorato. Ho fatto delle fotografie, le cartoline, i calendari e ci diamo da fare per valorizzare ancora di più questa bellissima città che piace a tutti, i miei parenti, i miei amici, gli amici del gemellaggio, la gente che sento che rimangono stupefatti dalla sua bellezza. Quando vado a Bari, nella mia città, questo mi piace dirlo, e guardo il mare Adriatico,
Dico che il mare Adriatico ha preso il nome dal posto dove lavoro, dove vivo da oltre 30 anni e questo mi riempie di gioia veramente. Allora, questo cocktail Adria cos'ha? Questo cocktail che vi ho preparato è un Virgin Bellini sulla ricetta del Bellini di Venezia, dell'Aris Bar. Abbiamo creato in Terrazza in Piazza un cocktail per il bere responsabile, creato con frullato di pesca e allungato con fiori di guaranà, che è una bibita nuova appena uscita, completamente analcolico e si rivolge ad un pubblico molto giovane per il bere responsabile, per cercare di abituare i giovani a bere anche i cocktail senza usare l'alcol.